Passeggeri, bentornati a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana. Il nostro viaggio ci ha raccontato tanto del sapere partenopeo ed ha accompagnato a scoprire luoghi del Mediterraneo unici. Tanti sono stati anche i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere, dalla grande famiglia Scoop Travel agli artisti, ma soprattutto i protagonisti sono loro, i viaggiatori, che per cercare di distrarsi dalla malinconia pensano già alla prossima edizione. Io sono come esperienza prima crocierista, non ho fatto mai una vacanza del genere, tutto bellissimo e la napoletanità, che io sono di Salerno, la porto nel cuore. Grazie a tutti, mi è fatto molto piacere. Ogni anno dico sempre di no, questa è l'ultima, ne ho fatte quasi tutte le edizioni. Però ecco, oggi è l'ultimo giorno e dico, mo diamo già l'acconto per l'anno prossimo perché non ce la faccio a non venire veramente. Sono molto emozionata ogni volta che conclude questa edizione, penso subito alla prossima, anche perché è il finale delle nostre vacanze, quindi così è finita l'estate e poi ricominciamo a pensare all'anno prossimo. È una famiglia molto bella quella della crociera. Perché un viaggio, qualunque esso sia, se fatto in compagnia, assume un sapore speciale, si creano amicizie, si generano ricordi che resteranno per sempre. Mi mancherà il calore umano, quello di cui ne avevo bisogno. Mi mancheranno la spontaneità, la presa in giro napoletana e soprattutto la capacità di relazionarsi così facilmente, che in un mondo di oggi è molto difficile. Io mi porterò i sorrisi di tante persone, mi porterò il mio momento di gloria con la poesia e soprattutto mi porterò l'amore di questa popolazione che mi riempie sempre di più il cuore. Salpare non è solo un'azione quasi materiale, ma molto di più. Significa dare il via ad un tragitto che più o meno sappiamo dove ci porterà, ma non possiamo già conoscere come lo farà. È stato bello condividere questo momento così emozionante con 3 amiche con le quali non sempre stiamo insieme, quindi anche questo ritrovarci a bordo con tanti altri amici e poi con questa Scoop Travel, che devo dire la verità ha organizzato una crociera veramente fantastica nonché grandiosa. E cosa le mancherà di questa crociera? Tutto! Non voglio tornare a casa, tenetemi a bordo, incatenatemi, così. E allora è giunto il momento di scendere a terra, di lasciare, almeno per il momento, la nave che è stata arca della conoscenza napoletana, è stata casa per amicizie e divertimento. Una lacrimuccia inizia a segnare il volto di tutti noi, già manca stare insieme e manca proprio a tutti. Beh, hai visto, ma alla fine il rapporto della città col mare è straordinario. Abbiamo fatto un viaggio di studio prima ancora che... Che è, Francesco? Che è successo? La crociera, la musica. Vabbè, Francesco, la La sì, crociera d'accordo. della musica. Vabbè, siamo stati bene 8 giorni, ma non è un Mi caso. manca, Francesco. mi manca. Vabbè, ti manca, ma non te lo qua, poi riprendiamo l'anno prossimo. È bello, è bello, è bello, è bello. La crociera della musica mi manca. Lo so, ma tu ma ti aspettare Cardarelli, devi mettere a faticare. Beh, il canale 21, la televisione, dai, tante cose belle ci aspettano. Dov'è? La crociera Spinosa, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti manca. preoccupare. Non ce la faccio più, non ti supporto più a te, non ti supporto più.